a Treviso, 4 dei 5 minorenni accusati della morte di Francesco Favaretto non andranno in carcere ma potranno usufruire della messa alla prova. Hanno aggredito, picchiato e rapinato un 27enne in un parco di Zero Branco, spedizione punitiva per un debito di droga, individuati 5 ventenni di Mogliano e Marcon, l'agguato pianificato in una chat. Derubavano gli anziani mentre facevano la spesa nei supermercati della Marca, 3 denunciati, 2 donne e un uomo di origini bulgare. 25enne di Vedelago morì annegato in una vasca di liquami in un'azienda agricola di Altivole, condannato a 6 mesi, pena sospesa il titolare dell'impresa. Dalla politica al mondo dell'imprenditoria continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nicola Tognana, il ricordo di Sergio Bellato al suo fianco per anni in Confindustria. Attenzione alle povertà e alle fragilità del territorio, così il vescovo Tommasi, che chiede alle istituzioni di occuparsi di chi fa fatica ogni giorno e annuncia che celebrerà nuovamente la messa della vigilia tra gli ultimi. Tempo di bilanci per i vigili del fuoco di Treviso, nel 2025 impennata di soccorsi per incidenti stradali, il nuovo anno invece porterà l'atteso avvio del cantiere per il polo didattico regionale. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità, inaugurato al Museo Bailo di Treviso il percorso tattile per consentire a tutti di conoscere le opere esposte. Eccoci in diretta, buonasera, edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque la cronaca giudiziaria in apertura della nostra edizione col delitto di via Castelmenardo a Treviso. 4 dei 5 minorenni accusati della morte di Francesco Favaretto non andranno in carcere ma potranno usufruire della messa alla prova. Udienza preliminare al Tribunale dei Minori per i 5 giovanissimi accusati di aver ucciso Francesco Favaretto il 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo a Treviso. 4 di loro eviteranno il carcere. Tutti hanno chiesto di ottenere la messa alla prova, insomma lavori socialmente utili. Il giudice ha incaricato i servizi sociali di redigere un programma strutturato che deve prevedere la permanenza in comunità dove già si trovano per almeno 3 anni. Inoltre dovranno partecipare a lavori socialmente utili, una parte di questi da svolgere all'interno della comunità e remunerati, così da poter risarcire anche in minima parte la mamma della vittima. Non solo, ma dovranno seguire un percorso psicologico ed educativo per comprendere il disvalore delle gravi azioni che hanno commesso. La posizione di una quinta minorenne è stata invece stralciata, almeno per ora. Il legale della ragazzina, difesa dall'avvocato Guido Galletti, ha contestato il capo di imputazione troppo generico. Il Tribunale di Venezia ha disposto con un'ordinanza molto complessa, dopo una lunga camera di consiglio, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la posizione della mia assistita, quindi è stata stralciata rispetto al procedimento e all'udienza nei confronti degli altri imputati che è proseguita. Una posizione ancora da accertare. Le indagini avevano verificato la insussistenza di elementi tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di concorso in omicidio volontario nei confronti del signor Favaretto, e quindi con una valutazione che va certamente anche oltre le problematiche che attenevano la genericità del capo di imputazione. Un altro minorenne è stato già condannato ad 8 anni di reclusione per lo stesso efferato reato. In tutto sono 10 giovani coinvolti a vario titolo nell'omicidio volontario in concorso e rapina aggravata. I 4 maggiorenni sono stati già rinviati a giudizio nelle scorse ore. Francesco Favaretto quella sera era andato in centro con un'amica, poi ha incontrato il branco. È stato circondato, picchiato con calci e pugni, colpito con coltelli e frammenti di vetro e rapinato del suo zainetto e cellulare. Il 22enne era riuscito a rialzarsi ma poi era crollato nuovamente a terra. Portato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere 11 giorni dopo nel reparto di rianimazione al Cafoncello. In 7 lo scorso ottobre avevano aggredito, picchiato e rapinato un 27enne in un parco di Zero Branco. Dopo i primi 2 arresti, i carabinieri hanno ora individuato gli altri 5 responsabili, sottoponendoli all'obbligo di dimora nei comuni di residenza Mogliano e Marcon.
Attirato con una scusa nel parco Baden-Powell di Zerobranco ed aggredito con inaudita violenza da 7 ventenni che l'hanno preso a botte e dopo avergli rubato portafogli e telefono l'hanno costretto a tentare un prelievo in un bancomat poco distante. Vittima della violenta rapina lo scorso 23 ottobre un 27enne del posto di origine marocchina, protagonisti di quella che a tutti gli effetti si è rivelata essere una spedizione punitiva, verosimilmente per recuperare un presunto debito legato a stupefacenti. 7 ragazzi. Le urla del 27enne avevano allertato dei passanti che hanno chiamato i carabinieri subito arrivati sul posto. 2 degli aggressori sono stati identificati in flagranza di reato. Ora i carabinieri hanno identificato gli altri complici. Si tratta di 5 ventenni residenti tra Mogliano e Marconna. La particolarità dell'attività investigativa che ha brillantemente concluso la stazione di Zerobranco è caratterizzata dal fatto che all'interno dei telefoni dei 2 indagati sono state trovate delle chat, in particolare una dove l'aggressione era stata pianificata fino nei minimi particolari, e questo ci ha consentito di arrivare agli altri 5 giovani, nei confronti del quale il GIP, su richiesta della procura, ha emesso 5 provvedimenti di obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 07. Il 27enne aggredito è stato medicato al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di una decina di giorni. Alla fine i rapinatori non sono nemmeno riusciti a rubargli i soldi che volevano prelevarsi al bancomat. Per fortuna la vittima ha sbagliato il codice, quindi grazie a questo suo comportamento è riuscito a far sì che il reato non si consumasse in maniera completa, ed è riuscito anche attraverso le sue grida e la sua richiesta d'aiuto ad attirare l'attenzione dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti. Derubavano anziani al supermercato, 3 denunciati, 2 donne e un uomo, tutti di origini bulgare. Nella Marca hanno messo a segno almeno 3 colpi, rubando il portafoglio da altrettanti anziani mentre facevano la spesa. In 2 casi hanno pure prelevato con il bancomat rubato ingenti somme di denaro, di cui l'appello dei carabinieri a non lasciare mai il PIN della carta assieme alla tessera bancomat. Agivano in 3, un uomo che faceva da palo ed autista e 2 donne che entravano nei supermercati per derubare anziani clienti. È una banda di trasfertisti, quella sgominata dai carabinieri di Treviso. 3 gli episodi accertati lo scorso maggio, 1 al Famila di Sant'Antonino, 2 all'Iperlando di Preganziol. A Treviso le vittime sono un 79enne di Casiera, al quale le 2 donne hanno rubato il portafogli, prelevando poi con il bancomat 1.500 euro, ed un 88enne di Casale sul Sile, al quale, sempre dopo aver rubato il portafogli mentre faceva la spesa, la banda ha sottratto 500 euro prelevati con il bancomat. A Preganziol, sempre con la stessa tecnica, le ladre hanno derubato un 80enne del Borsellino con dentro 170 euro. Dopo accurate indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare i componenti della banda. Le 2 donne hanno 30 e 32 anni, l'uomo ne ha 28, tutti sono di origini bulgare, residenti a Torino. Sono stati denunciati per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. Torniamo sul caso dell'uomo schiacciato dal basculante del garage a Barcon di Vedelago. I carabinieri in queste ore hanno acquisito le immagini di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera dinamica dell'incidente. Il 55enne Luca Trinca stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo. Il tecnico sarebbe dovuto arrivare proprio oggi. A un tratto si sarebbe staccato schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha avvisato immediatamente i vicini sul posto, i sanitari del SUEM 118, vigili del fuoco, carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah, era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Il caso del 25enne invece che morì annegato in una vasca di liquami in un'azienda agricola di Altivole, condannato a 6 mesi con pena sospesa il titolare dell'impresa.
La tragedia era avvenuta alla vigilia di Natale del 2019 dal Tivole presso l'azienda agricola Dallan. Joseph Pudota Kishore, 25 anni, indiano, residente con la famiglia a Barcon di Vedelago, era caduto nella vasca dei liquami. Il giovane era stato visto vivo l'ultima volta nel pomeriggio mentre si trovava vicino alla fossa profonda, circa 4 metri. Condannato a 6 mesi con la sospensione condizionale, Christian Dallan, titolare dell'impresa, l'uomo, difeso dall'avvocato Sandro Silvestri, era accusato di omicidio colposo e inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il difensore ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. Un dramma che aveva sconvolto la comunità. Il ragazzo quel giorno probabilmente stava facendo dei lavori di pulizia. Avrebbe visto all'interno della fossa 2 anatre e avrebbe tentato di farle uscire, ma poi sarebbe caduto dentro la vasca. Immediate le ricerche del 25enne. Quando il titolare si era accorto della tragedia, aveva subito allertato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del SUAM 118, ma per il 25enne non c'era più nulla da fare. A ricostruire quanto accaduto i carabinieri e gli uomini dello Spisal. Voltiamo pagina adesso, continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore trevigiano Nicola Tognana. Venerdì i funerali in Duomo a Treviso. Era un uomo molto brillante, molto intelligente. Io quando così lo giudicavo verso persone che non lo conoscevano, dicevo sempre che per me era un'intelligenza inarrivabile. Sempre molto amichevole, vicino, molto diplomatico, cioè aveva tutte le caratteristiche per essere un grande leader. Ricorda così Nicola Tognana, scomparso ieri all'improvviso a 73 anni, Sergio Bellato, amico e per decenni, dal 92 al 2005 al suo fianco, con vari incarichi in Confindustria Treviso. Profondo il cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore che ha fatto crescere e portato avanti le industrie di famiglia e nel campo associativo era diventato punto di riferimento dell'imprenditoria trevigiana e veneta. In prima fila in tante battaglie a fianco degli imprenditori per ammodernare il paese nel momento di massima velocità della locomotiva nord-est. C'era lui alla guida degli industriali nel 96 con la clamorosa protesta degli imprenditori che consegnarono al governo le chiavi di 3.000 aziende. Lungimirante anche quando nel 99 fondò un'industria a Treviso con la fusione tra Confindustria e Apindustria. Non riuscì però a prendere le redini nazionali dell'associazione. Nel 2005 tentammo tentammo la sua presidenza e ci andò male, quindi a livello nazionale vinse Montezemolo. Nel 2010 la presidenza della Camera di Commercio ed anche qui avviò la storica fusione tra Treviso e Belluno, così lo ricorda Mario Pozza, all'epoca suo vice. Un uomo che ha lasciato una traccia a Treviso non solo come imprenditore ma anche come uomo che ha dedicato una vita all'associazionismo. Il suo impegno in Confindustria a vari livelli, dal livello provinciale, regionale e nazionale. E questo è anche uno degli elementi che ha fatto sì che questa nostra Treviso possa aver avuto quella visibilità, perché era in un momento di grande esplosione del modello del nord-est e lui è stato la guida di Confindustria proprio in quegli anni. Nicola Tognana lascia la moglie Maria Paola, i figli Filippo, Mattia e Gaia. L'ultimo saluto venerdì alle 11 nel Duomo di Treviso. Attenzione alle povertà e alle fragilità del territorio, così il vescovo di Treviso Tomasi, che pur non entrando nei temi di stretta attualità dei rincari e dell'emergenza casa, chiede alle istituzioni di occuparsi di chi fa fatica ogni giorno e annuncia che celebrerà nuovamente la messa della vigilia tra gli ultimi. Le difficoltà sono tante e siamo chiamati a dimostrare coi fatti tutti insieme, dai vertici dell'amministrazione, dal vescovo e da tutti i cittadini, che ci prendiamo cura delle persone attorno a noi. Delle molte difficoltà che pur in un territorio ricco come la Marca trevigiana vivono quotidianamente una parte di famiglie, lavoratori, pensionati, soggetti fragili, deve farsi carico l'intero sistema. Dare sollievo e non gravare chi vive una fatica quotidiana, accogliere e non emarginare. Con i riflettori della cronaca puntati da una parte sui rincari delle tariffe comunali a Treviso e dall'altra sui senza dimora che solo pochi giorni fa hanno manifestato davanti alla prefettura, le parole del vescovo di Treviso acquistano a 3 settimane dal Natale un significato in più. Monsignor Tomasi richiama tutti a fare la propria parte. Mettiamoci gli uni a disposizione degli altri, aiutiamo chi fa più fatica,
non lasciamo nessuno indietro e pensiamo che condividendo quello che abbiamo, e spesso è tanto nella nostra ricca società, diventiamo più ricchi noi e guadagniamo in umanità. Il vescovo annuncia che anche quest'anno celebrerà la messa della vigilia di Natale in un luogo simbolo della città. L'esperienza all'ex Siamic potrebbe ripetersi. Stiamo organizzando qualcosa di simile, forse nello stesso posto, adesso ci stiamo lavorando, ma per me è importante mostrare semplicemente che il Signore arriva ovunque. Non ci sono barriere, non ci sono esclusioni e soprattutto lì dove c'è più fatica, dove le vite sono anche più fragili ed esposte al pericolo, là c'è già presente il Signore e un cristiano deve poter andare lì dove trova il suo Signore, coi piccoli, coi poveri. Alla vigilia della patrona Santa Barbara, tempo di bilanci per i vigili del fuoco di Treviso, nel 2025 impennata di soccorsi per incidenti stradali. Il nuovo anno invece porterà l'atteso avvio di un importante cantiere. Oggi ho firmato la parte come vigile del fuoco del contratto di stipula e quindi di assegnazione alla ditta grazie alla provincia di Treviso che è la stazione appaltante e quindi il contratto è fatto, tra poco avverrà la consegna del cantiere e l'inizio delle lavorazioni. Ottime notizie per il comando di via Santa Barbara dei Vigili del Fuoco. Il nuovo polo didattico nell'area retrostante la caserma diventa realtà. Lavori al via nel febbraio 2026 e apertura del polo nel 2027. Al momento invece si è arenato l'iter per la futura caserma di Oderzo all'ex Parco Stella. Se ne riparlerà tra 2026 e 2027. All'annuale conferenza di fine anno molti i numeri e i dati degli interventi effettuati. Spicca quello degli incidenti stradali, dai 670 dello scorso anno ai 966 degli ultimi 12 mesi, 300 in più, anche se il numero delle vittime si è dimezzato, da 66 a 34, ma il comandante segnala i 3 filoni che hanno caratterizzato gli interventi. Si è confermato purtroppo l'aumento di 3 tipologie di interventi, quelli per il maltempo, prosciugamenti, caduta di alberi e poi anche la ricerca delle persone scomparse. Ultimamente abbiamo anche notato un aumento degli incidenti stradali, in particolar modo con coinvolti giovani ragazzi. In aumento anche gli interventi di apertura porte o sblocco ascensori in abitazioni private, quasi 1600. Noi effettuiamo gli interventi di apertura porta solo quando c'è una situazione di pericolo o di grave disagio per persone fragili. E con l'aumento dell'età media delle persone abbiamo più richieste di anziani che si chiudono fuori, in particolar modo la sera, quando c'è freddo, e questo lo classifichiamo come un intervento di soccorso. Infine c'è il problema della carenza di personale che, sottolinea il comandante, è diventata quasi critica, ma non spegne lo spirito di servizio e sacrificio del corpo che si riunirà giovedì alle 15:30 nella chiesa di San Nicolò per celebrare la Santa Patrona. Ore 15:30 nella chiesa di San Nicolò, celebrazione della messa in onore a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. La celebrerà Monsignor Vescovo Michele Tomasi. Abbiamo sentito parlare di sicurezza stradale e dell'incremento degli incidenti. Allora in provincia è stata presentata SOS Guida Sicura, la campagna per prevenire gli incidenti che si amplia con social, fumetti e più lezioni nelle scuole. Implementiamo una campagna di formazione e informazione sulla sicurezza stradale grazie ad un contributo da 100.000 euro intercettato da UPI Veneto che darà ai giovani ulteriori informazioni utilizzando uno strumento di comunicazione che è molto efficace nella generazione Z, quindi il fumetto. Lanceremo dei messaggi con un claim che è il bello di, riprendendo ciò che stiamo facendo come provincia a livello nazionale, è il primo claim, è il bello di, un primo appuntamento e averne un secondo. Entra nel vivo SOS Guida Sicura, il progetto della provincia di Treviso per la sicurezza stradale, un progetto che si rivolge ai giovanissimi, pensato quindi con il loro linguaggio e diffuso soprattutto su Instagram attraverso illustrazioni, fumetti e contenuti realizzati per sensibilizzare sui rischi dell'uso di alcol e droga alla guida. Dobbiamo far capire ai ragazzi che bisogna comportarsi, cioè guidare mezzi, utilizzare la strada senza aver assunto droga
droghe piuttosto che alcolici, sapendo quali sono i rischi correlati sotto il profilo psicofisico nel momento in cui non si hanno assunto appunto delle sostanze. Questo è un primo passo che si somma ad altre attività che hanno visto la provincia coinvolgere l'anno scorso 5.000 ragazzi con studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, un drive camp, potenzieremo il nostro centro di monitoraggio provinciale. Accanto ai contenuti social sono previste locandine, cartoline, sottobicchieri e bicchieri distribuiti nei locali e nelle scuole guida con QR code per approfondire i temi trattati. Il calo significativo delle vittime non deve far abbassare l'attenzione. Se da 64 si è passati a 34 in un anno, significa che il lavoro fatto è buono, ma l'obiettivo resta quello degli 0 decessi sulle strade entro il 2050. Ho capito che loro sono più consapevoli nel non mettersi alla guida sotto l'effetto soprattutto di sostanze alcoliche, perché più che altro è il sabato sera, l'aver bevuto il bicchiere di vino piuttosto che di birra, e chi guida praticamente si astiene dall'assumere sostanze alcoliche, quindi questo già è un segnale che forse qualcosa sta cambiando, per cui ci rende ottimisti. In arrivo a supporto della campagna anche un influencer che sarà annunciato prossimamente per parlare ed arrivare ancora di più ai giovani e al loro modo di esprimersi. Rappresentanti delle istituzioni militari e civili e una numerosa delegazione di sindaci della provincia hanno fatto visita questa mattina alla base del 51esimo stormo di Istrana, un'opportunità di confronto e relazioni che ha consentito ai partecipanti di calarsi nelle attività fondamentali e nella vita dello stormo. Dopo l'alzabandiera, con tutto il personale del reparto schierato, il comandante del 51esimo, il colonnello pilota Fabio De Luca, ha descritto la missione dello stormo legata principalmente alla difesa aerea nazionale e NATO attraverso l'impiego dei velivoli Eurofighter e le attività che il reparto svolge a supporto della cittadinanza e delle istituzioni in caso di calamità ed emergenze, ma anche il suo ruolo nelle iniziative di solidarietà. E i Vigili del Fuoco, di cui abbiamo parlato poco fa, hanno inaugurato oggi il loro presepe. I temi sono l'acqua e gli interventi in caso di alluvione. La natività sarà esposta fino al 1° febbraio e ogni donazione andrà al reparto pediatrico del Cafoncello. Prende ispirazione da un verso della preghiera dei Vigili del Fuoco che recita: nel furore delle acque, il tema del presepe e del corpo di via di Santa Barbara, che resterà aperto al pubblico fino ad inizio febbraio. Abbiamo riprodotto un evento alluvionale, abbiamo ricreato un borgo dove c'è un placido fiume che a seguito di precipitazioni abbondanti ha rotto gli argini e, come vedete, ha alluvionato una zona dove ci sono delle abitazioni, ma soprattutto c'è la natività, quindi i Vigili del Fuoco corrono in soccorso sia prima di tutto della natività, ma anche della popolazione che è rimasta all'interno delle abitazioni, quindi ci sono delle barche sull'altro versante che intervengono per soccorrere la persona, ma ci sono anche qui Vigili del Fuoco impegnati nel soccorso degli animali. Un presepe che racconta la storia del lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco e che per tradizione è uno dei più visitati della Marca Trevigiana. Molte le ore di lavoro e la cura di ogni dettaglio, tutto realizzato a mano, e anche le pietre sono prese da rocce vere per realizzare la cascata. I tempi sono abbastanza lunghi in quanto queste attività vengono svolte al di fuori dell'orario di servizio. Principalmente siamo io e Giovanni a realizzare il presepe in collaborazione con il caporeparto in quiescenza Antonio Pitarra, che cura tutta la colorazione, diciamo, del villaggio, e quindi è da metà ottobre che noi ci lavoriamo per realizzare questo presepe. Il tutto per un fine nobile, ovvero quella della solidarietà ai piccoli pazienti del Cafoncello. Ogni offerta sarà infatti devoluta all'ospedale cittadino. Il presepe rimane aperto fino al 1° febbraio e le donazioni andranno al reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, all'associazione Per Mio Figlio. Vale davvero la pena di andare a vederlo. Vi ricordo anche che è ripartita la rubrica dedicata alle vostre natività realizzate da nonni, nipoti, genitori, associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune
comune di residenza. Ne stiamo già raccogliendo diversi e tra poco cominceremo a vederli uno dopo l'altro. Adesso noi andiamo in pubblicità per qualche minuto, restate con noi. Ben ritrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Si celebra oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità e in questa occasione è stato inaugurato al Museo Bailo di Treviso il progetto Bailo, l'arte accessibile a tutti. Allora, adesso stai toccando la parte alta della fanciulla piena d'amore. L'opera per cui appunto Martini è stato tracciato come il ribelle di Capesaro ed è stato cacciato dalle mostre di Capesaro che poi fino alla fine della Prima Guerra Mondiale hanno chiuso. Le mani toccano la riproduzione dell'opera d'arte e guidate da un'app riescono a condurre il visitatore, che in questo caso non vede, alla scoperta di uno dei capolavori di Arturo Martini in mostra al Museo Bailo. In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità è stato inaugurato il progetto che elimina tutte le barriere fisiche, sensoriali, cognitive per trasformarsi in una fucina di sperimentazioni in un museo accessibile a tutti. Scendiamo, senti il collo, è un collo molto lungo. Martini era appena stato nel 1913 a Parigi e aveva esposto al Salon d'Automne con Amedeo Modigliani, quindi si era ispirato alle sue teste dai colli lunghi, ispirate a loro volta alle teste africane. Un progetto Bailo, l'arte accessibile a tutti, realizzato grazie ai fondi PNRR che pone Treviso all'avanguardia in tema di inclusività. Un'operazione che dota il Museo Bailo di un percorso inclusivo, un percorso che darà la possibilità a molti altri utenti di accedere alle opere d'arte. Voi vedete qui a fianco a me questa riproduzione e ce ne saranno in tutte le sale nel percorso che si snoda nelle sale dedicate del Museo Bailo, la possibilità attraverso i sensi del tatto di poter costruire e ricostruire le opere d'arte, di poterle comprendere. Realizzati pannelli esplicativi e didascalie con testo ingrandito e in braille, una nuova segnaletica e libri tattili. Per tutto il mese di dicembre sono in programma attività per scoprire questa nuova veste del Museo Bailo. Altro tema decisamente quello del prossimo servizio, perché tra commenti divertiti o sorpresi sta facendo sorridere a Treviso l'affermazione di Alfonso Signorini, lo conoscerete, che a proposito dei veneti ha detto non sono dei buoni amanti. La frase in un'intervista nel suo ultimo romanzo intitolato Amami quanto io t'amo, ambientato proprio a Treviso e in altre città del Veneto. Sentiamo i commenti dei trevigiani. Alfonso Signorini durante un'intervista ha detto che i veneti sono cattivi amanti. Che cosa pensa? Bah, ci mancava anche questa, ci hanno detto che siamo ubriaconi, che siamo questo, siamo quello, mancava anche questa. Non è vero. I trevigiani sono dei grandi amanti, bisogna dirlo, no? Ma no, ma perché dovremmo essere cattivi amanti? No, l'amore va ben oltre la geografia. Ce l'abbiamo anche noi dentro, come tutti gli esseri umani. E secondo te i veneti sono davvero cattivi amanti? Ma secondo me no, magari alcuni elementi, però non tutti, non lo so. Io personalmente non penso. Cattivi amanti in che senso, scusi? Cattivi amanti che non sono capaci? Bah, insomma, non credo, dai, ecco, mettiamola così. Non credo, Non lo so, però non ho sentito nulla, quindi non saprei il contesto in cui l'ha detto. Come fa lui a saperlo che siamo cattivi amanti, sinceramente? Non è veneto, no? Quindi non può saperlo, sinceramente. Ma no, non è vero. Non è vero. Non sono cattivi amanti, perché? Anzi, diciamo che non ho una così grande esperienza in campo, ma non vedo perché dovrebbero esserlo, insomma, ecco. Poi ci sanno fare anche i veneti. Ma sì, sicuramente. Evviva i veneti. Non penso mica, siamo tutti buoni e bravi. E come amanti? Amanti, sì, dipende. Ma non so che statistica abbia lui e chi abbia trovato nella sua vita. Io non sono molto d'accordo, ma non so come dimostrarlo, mettiamola così.
Anche il vice sindaco coinvolto in questo servizio. Di tutt'altro libro parliamo adesso, perché è stato presentato ieri a Castelfranco il nuovo libro di Luigi Bacialli, il nostro direttore di Media Nord-Est, titolo Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo, e incentrato sul programma in onda in diretta in prima serata sull'emittente del nostro gruppo Rete Veneta. Intervistato da Grazia Azzolin nella biblioteca del vino Ferro Wine di Borgo Padova, presente un folto pubblico, Bacialli ha raccontato episodi avvenuti nell'arena televisiva con gli ospiti a confronto e anche aneddoti e curiosità del mestiere dei conduttori televisivi. Il libro Focus, pubblicato da Piazza Editore, è infatti anche il racconto dei 50 anni trascorsi dall'autore nella carta stampata e nell'emittenza televisiva privata, con particolare riferimento alla crescita e ai risultati straordinari raggiunti dal nostro gruppo Media Nord-Est. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Ripartiamo dalla cronaca e dalle vertenze aziendali che preoccupano il territorio. La chiusura della Idro, chiesto un tavolo regionale, la multinazionale ribadisce l'intenzione, a rischio 115 posti di lavoro. Per la ceramica Dolomite invece si tratta sul numero degli esuberi. Sciopero temporaneamente sospeso pur nella costanza della decisione irrevocabile di Idro di chiudere lo stabilimento di Feltre, una decisione sofferta per i lavoratori al termine dell'incontro in Confindustria fra le parti. È stata ribadita la volontà di chiudere. L'unica cosa che siamo riusciti a strappare all'azienda è la possibilità di continuare il confronto per cercare di individuare soluzioni diverse alla chiusura. Per i sindacati della metalmeccanica che assistono i lavoratori, la priorità è il mantenimento del sito e dei livelli occupazionali. Per far questo adesso abbiamo bisogno di riattivare tutti i canali istituzionali, perché le istituzioni tutte si diano insieme l'obiettivo di trovare una soluzione industriale dopo l'annunciato abbandono del gruppo Idro dello stabilimento di Feltre, che è stato confermato. Non abbiamo nessuna assicurazione che l'azienda, al termine dell'esame congiunto che durerà per 15 giorni ancora, perché non è stato concluso, possa addivenire alla decisione di aprire la procedura di licenziamento collettivo e la chiusura dello stabilimento. La prospettata dismissione dello stabilimento comporterebbe la perdita del posto di lavoro per 115 addetti che da 6 giorni, dal giorno immediatamente dopo la comunicazione ferale dell'azienda, sono in sciopero ininterrottamente e presidiano l'impianto per impedire la movimentazione delle merci. Una decisione abbastanza sofferta, perché non è che abbiamo tanto, abbiamo una disponibilità a proseguire il confronto, però potevamo tenere i lavoratori per altri 15 giorni ai cancelli, quindi l'abbiamo poi condiviso anche con loro. Abbiamo ottenuto però che da Feltre esce solo prodotto finito, quindi non esce altro. Sull'altro fronte di crisi, quello della ceramica Dolomite a Borgo Valbelluna, dal tavolo in regione dopo le turbolenze dei giorni scorsi si è riaperta la fase di confronto. L'intenzione della società è di salvare il marchio e di rilanciarlo. Per questo motivo sarebbe filtrata la volontà di trattare sul numero degli 80 esuberi dichiarati. Violenza sulle donne, ecco il camper della polizia, iniziativa che conferma un impegno che non conosce sosta. Un'iniziativa che vuole dare speranza in un contesto di violenza contro le donne che vede la Polizia di Stato impegnata senza se e senza ma tutti i giorni, non solo il 25 novembre. Nell'ambito del nostro progetto della Polizia di Stato Questo non è amore, abbiamo inserito questa nuova campagna, appunto, che è il sempre 25 novembre. E abbiamo deciso, questa prima fase, di incontrare la cittadinanza, donne e uomini, in diversi comuni della provincia, soprattutto nelle giornate di mercato. Il camper ha fatto sosta ad Agordo, il 5 dicembre sarà a Longarone, l'8 a Cortina, il 10 dicembre al mercato di Tai a Pieve di Cadore, l'11 dicembre a Sedico. Ho già preso contatti anche con i sindaci dei rispettivi comuni e saranno presenti all'iniziativa. C'è un camper della polizia che in questi comuni, in questi mercati, con la presenza di operatrici specializzate della divisione anticrimine, e anche sono presenti le funzionarie della questura. L'urgenza è quella di sollecitare le coscienze di donne e uomini ad un cambiamento strutturale della società per una cultura del rispetto e della parità di genere. La capacità e l'empatia che hanno le operatrici, perché sono appunto formate da questo punto di vista,
riescono appunto ad avere informazioni, a far emergere quelle che sono le situazioni anche di semplice disagio. Nel tempo abbiamo avuto dei riscontri molto positivi. Io sono fiducioso che anche questa volta avremo un riscontro in tal senso. Parliamo ora di tagli alle comunità energetiche, dura presa di posizione di Appia CNA Belluno, inaccettabile il drastico taglio delle risorse, garantire il contributo a tutte le imprese che rispettino i requisiti. Riteniamo inaccettabile questo taglio di risorse perché va a danneggiare tutte le imprese artigiane che già avevano inoltrato o stanno inoltrando la richiesta per ottenere questi contributi. Non un bel segnale, soprattutto in un momento in cui le imprese artigiane hanno bisogno di essere sostenute nel cercare di ridurre i consumi energetici e per accedere ai contributi previsti a tale scopo. Appia CNA Belluno si unisce con forza alla posizione espressa dalla CNA nazionale in merito alla drastica riduzione dei fondi destinati alle comunità energetiche rinnovabili nei comuni fino a 50.000 abitanti. Il presidente Andrea Cerentin sposa la posizione della CNA che definisce inaccettabile il taglio delle risorse da 2,2 miliardi a 795 milioni di euro a seguito della rimodulazione del PNRR operata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un intervento che rischia di penalizzare imprese, installatori, enti locali e cittadini che hanno creduto in una misura strategica per la transizione energetica dei territori. Questa iniziativa va a danneggiare potenzialmente anche le comunità energetiche che stanno nascendo sul territorio e che hanno il sostegno di importanti istituzioni pubbliche. Secondo i dati raccolti da CNA risultano già presentate richieste per oltre 1 miliardo di euro, ben superiori alla dotazione attuale fissata a 795 milioni. La Confederazione chiede quindi che tutte le imprese idonee che hanno presentato richiesta entro i termini ottengano il contributo previsto. La richiesta al ministro Pichetto Fratin è dunque di confermare il principio già adottato in passato, garantire il contributo anche con il solo preventivo di connessione senza penalizzare chi ha agito in buona fede e con responsabilità. In provincia di Belluno c'è una fase di forte mobilitazione intorno alle comunità energetiche. Far saltare oggi la credibilità del sistema significa compromettere investimenti, pianificazioni e fiducia. ANCE Belluno compie 80 anni e per festeggiare l'anniversario è stato realizzato un progetto allo scopo di valorizzare il contributo storico, sociale e tecnico delle imprese edili bellunesi. È un qualcosa di riconoscenza a un intero comparto edilizia dell'Associazione Nazionale Costruttori per tutti gli 80 anni che ha contribuito a sviluppare l'intero territorio nazionale e noi come ANCE bellunese dell'intera provincia. C'è orgoglio nelle parole del presidente di ANCE Belluno, Paolo De Cian, perché 80 anni sono quasi un secolo per le imprese del comparto edile, un periodo nel quale il territorio bellunese si è trasformato e che ha segnato anche l'evoluzione delle tecniche e delle tecnologie di lavorazione. Passato, presente e futuro sono racchiusi nella mostra evento allestita in Piazza Piloni e inserita fra gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Ci sono una parte fotografica analogica allestita scavando anche negli archivi storici degli associati, una parte dedicata agli strumenti e ai manufatti della prestigiosa scuola edile di Sedico, un corner dedicato alle Olimpiadi e una parte ad immersione virtuale fruibile tramite visore. Il comparto edile bellunese è vivo e vivace. Travaglia il PNR, secondo me il comparto dell'edilizia negli ultimi anni non possiamo lamentarci, anzi possiamo dire che è andato a gonfie vele, tutte le aziende hanno lavorato. Da qui in avanti secondo me si prospetta un qualcosa di diverso. Io mi auguro, sono fiducioso che possiamo andare avanti con la stessa serenità che l'abbiamo avuta negli ultimi anni. Dopo la fine delle Olimpiadi si vedrà, intanto è forte la preoccupazione per l'aumento dei costi e per i pagamenti in ritardo. Riguarda molte aziende di un certo livello che hanno magari ancora stati di avanzamento da essere pagati. Sinceramente, magari tante volte sì, è giusto lamentarsi, però lo Stato sta facendo anche il suo. Diversa la questione della carenza di manodopera che è comune a svariati settori e che si intreccia con la critica situazione abitativa. Noi abbiamo anche una scuola che secondo me è un valore aggiunto all'intera struttura di ANCE perché abbiamo una scuola edile che è il fiore all'occhiello anche a livello nazionale, stiamo lavorando.
logicamente dal mio punto di vista dobbiamo guardare più che a dipendenti italiani e a dipendenti stranieri, però dobbiamo dare anche delle strutture di pernottamento agli dipendenti, che dobbiamo fare anche il nostro, e noi stiamo lavorando anche come scuola di creare un convitto. Era l'ultimo servizio per questa edizione, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci.